In questo momento di difficoltà il rischio grosso che il tessuto socio-economico di Venezia corre è quello che arrivino persone da fuori, malintenzionate o con capitali particolarmente di dubbia provenienza, che provino ad approfittare di questo malessere temporaneo del tessuto imprenditoriale della città per fare magari affari d'oro a spese però poi del tessuto sociale. Anche l'assessore Venturini esprime i suoi timori sulla situazione che la Guardia di Finanza di Venezia sta monitorando da tempo. Il rischio di infiltrazioni malavitose è dietro l'angolo e va arrestato. In questo senso l'attenzione del Comune è massima per evitare che ci siano dei fenomeni di questo genere, ma soprattutto per segnalare poi alle autorità nazionali e alle forze dell'ordine situazioni che riteniamo essere dubbie o che richiedono invece degli approfondimenti. Da questo punto di vista ci deve essere massima attenzione e parallelamente serve che quanto prima il governo italiano convochi le principali città d'arte e con loro condivida un percorso per uscire da questa situazione di difficoltà. Secondo l'assessore, la strada da percorrere per salvaguardare la città è su due fronti. Se da un lato bisogna lavorare per evitare che arrivino persone strane o persone malintenzionate con capitali appunto di provenienza dubbia, dall'altra parte dobbiamo anche mettere in sicurezza e sostenere le imprese delle città d'arte che altrimenti rischiano di essere facile preda di persone ovviamente che una volta entrate nel tessuto socio-economico tendono a inquinarlo.